Amici bellini, ancora martedì, secondo video della giornata, il primo lo sapete perché comunque a me fa piacere perché detto tra di noi, senza che ci sentono, nel momento in cui io ho finito le cose per me, no? Io poi posso fare altre giveaway perché a 5.000 ci siamo praticamente arrivati e a 5.000 come promesso io vi darò le cose del mio store, la tazza, la maglietta del Caffè Napoli e un trattamento VIP per uno di voi particolare. Quindi è arrivato a 5.000, è il momento di ridarvi il vostro affetto in forma di regalini di merchandise. Ma per le prossime giveaway, perché io non mi fermo mica qui, andremo di prodotti come questo qui. Quindi state tuned, guardate, seguite, iscrivetevi al canale che poi ce n'è per tutti, perché qua bisogna essere generosi come lo è stato il Napoli, generoso di gol, di occasioni e di cose varie. Cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. Allora ragazzi, diciamo che questo è il video dell'approfondimento tattico, la lavagnetta, un po' di pagelle, ma le pagelle lasciano il tempo che trovano, l'importante è capire come si è svolta la gara. E praticamente un Napoli che fondamentalmente la sblocca subito, dopodiché la sblocca subito, no? Dopodiché la Fiorentina segna con un'azione fortunosa che praticamente Demme la svirgola, la palla finisce proprio nell'angolino 1-1. Il Napoli comincia ad andare in difficoltà, la Fiorentina ci crede, raddoppia Ribéry, dopodiché terzo gol, Vlahovic scavalca il portiere, Koulibaly non ci arriva, 3-1 per la Fiorentina. Così è andata, siamo stati sfortunati. Questi sono gli sliding doors, no? Ovviamente le grida di Gattuso comunicano nervosismo alla squadra, quindi che voleva risolvere con un pranzo. Sei un ciuccio, sei un Gattuso che te ne devi andare perché non esiste proprio, devi stracciare il cartellino da allenatore, il patentino come qualcuno ha detto, eccetera eccetera. No, non è proprio andata così, è andata che praticamente al contrario di come è andata invece con lo Spezia, che dopo 25-30 gol non ne è entrata una, o meglio ne è entrata una sola. Ieri, che era comunque sempre martedì, il Napoli le ha segnate uno dietro all'altro. Il primo con Insigne praticamente servito su cross di Lozano, Petagna in due tocchi in brevissimo tempo riesce a servire all'indietro Insigne, precisissimo nell'angolino in mezzo alla selva di gambe, gol. Dopodiché chi segna più dopo di lui? Segna Demme praticamente che arriva box to box, arriva fino alla fine a chiudere un'azione dove Petagna invece di tirare in porta, altruismo, la mette al centro e arriva la corrente Demme. Dopodiché arriva il gol anche di Zielinski, ma prima di quello di Zielinski arriva la magia di Insigne che praticamente se ne scappa da solo sulla fascia, cerca anche qualche compagno. No, ok, non c'è nessuno, me la vedo io perché evidentemente stavano pensando alle fasi difensive, stava pensando anche a non prendere la controripartenza, me la vedo io, oggi sto bene, posso scartarmi chiunque, non devo per forza tirare a porta perché non deve per forza tirare a porta. Taglio con Lozano, perfetto, rischia pure di infortunarsi, 3-0. Zielinski, gli arriva il pallone, scambio, colpo di tacco di Demme, Mario Rui per Zielinski, un doppio passo, un movimento straordinario, tiro nell'angolino imparabile. Dopodiché chi arriva? Arriva il gol, arriva il rigore che prima non ci danno perché non ce lo devono dare, devono ammonire Insigne, dopodiché su azione Bakayoko si prende anche il rigore, Insigne la mette dentro, dopodiché anche Politano scarta tutti, praticamente bellissimo movimento insomma i gol sono stati straordinari, uno dietro all'altro e a stento ricordo parate di Dragowski, praticamente il Napoli dove ha tirato lì ha segnato 6-0 e tutto va bene, però noi dobbiamo anche affrontare la questione delle palle concesse alla Fiorentina, perché la Fiorentina non mi si dica che si è arresa subito, che si è squagliata, eccetera eccetera. Lo ha detto anche Prandelli, noi dopo il terzo gol ci siamo un pochino disuniti, potevamo anche fare qualche fallo, invece non l'abbiamo fatto e va bene, ma non mi si dica, non mi si venga a dire che la Fiorentina si è scansata oppure che sono solo dei meriti della Fiorentina, se no non ce ne usciamo più, se no una partita la possiamo vincere perché
perché siamo stati noi più forti, per favore, dai, perché altrimenti finisce il calcio se devono essere sempre dei meriti degli altri e mai meriti della squadra che vince. Inter-Juventus, ok, 2-0, è per forza del merito della Juventus o l'Inter ha fatto una partita praticamente perfetta ieri? Si può dire? Credo che si possa dire, quindi andiamo alla lavagnetta e facciamo il resto dell'approfondimento parlando anche di quello che non mi è piaciuto, perché non è detto che 6-0 Gattuso perfetto, si parla anche di quello che non mi è piaciuto. Andiamo. Allora, amici bellini, quello che non mi è piaciuto, e dobbiamo dirlo dopo il 6-0, è stata un pochino la formazione iniziale, perché io per esempio non avrei fatto giocare Lozano oggi, perché guardando anche un pochino alla Supercoppa poteva essere un rischio, avrei potuto fare cambi diversi. Mi piace ovviamente la mediana con Demme, Bakayoko e Zielinski, ma non è detto che debba giocare sempre Lozano. I cambi nel secondo tempo avrei probabilmente cambiato i due centrali, che sono troppo fondamentali, ci cambiano troppo il modo di giocare, quindi magari invece va bene fare esordire Cioffi, va bene tutto, serviva minutaggio a Mertens, ok, ma per esempio Rachmani al posto di Manolas poteva anche non entrare, Manolas stava bene, ha fatto anche la smorfietta. Queste sono le cose che non mi piacciono, quindi siendo a me proprio inglese, proprio che tranciante. Vabbè, il fatto che Manolas per esempio a un certo punto troppo chiacchiericcio, l'ho toccata quel calcio d'angolo e lì mi è piaciuto Koulibaly nel richiamare, Gattuso che grida una continuazione, un ossesso. Se fosse andata male ci saremmo lamentati che grida troppo, allora io mi lamento a prescindere di questa cosa e la denuncio, perché non siamo risultatisti, non è che una volta fatto il risultato cambiamo idea e diciamo hai fatto bene Gattuso. Secondo me continua a fare male, a meno che questi giocatori non hanno esattamente bisogno di questo per rimanere sul pezzo e lui glielo dica chiaramente, come ha fatto con la cena, con il pranzo tutti insieme, per distendere gli animi e per dire ragazzi io sono così, ma non c'è niente contro di voi, io grido ma non è che me la sto prendendo con voi, la settimana dopo sarete comunque titolari, non è una bocciatura quando grido Elif, giochi, purtroppo lui è fatto così. Se i giocatori lo hanno capito e sposano questa cosa andiamo avanti e ci divertiremo, altrimenti potrebbe essere una problematica. Andiamo a vedere la lavagnetta, dove io li schiero così perché a tutti gli effetti il Napoli oggi era 4-3-3, o meglio il famoso 4-1-4-1 che in fase di non possesso ti permette che cosa? A seconda dei giocatori che hai, perché va bene il modulo, va bene l'idea di gioco più verticale che comunque il Napoli fa, non è che l'ha fatto ieri per la prima volta, comunque il Napoli ha quella idea di gioco, ma quando hai il signor Diego Demme lo puoi fare meglio, perché il signor Diego Demme può. Ve lo ricordate che nel 4-1-4-1 quando si muove la palla e i difensori qua un pochino deve seguire Petagna e poi a turno sono prima le mezze ali che devono andare a fare il primo pressing, mentre Insigne e Lozano devono rimanere qui a tenere un occhio ai due terzini larghi. Ora Prandelli si è schierato con un 3-4-2-1, un 3-4-3 quasi, un pochino rischioso, invece di mettersi a 5 a centrocampo. Secondo me il Napoli pensava che la Fiorentina si schierasse a 5 ed ecco perché noi veniamo a creare più intensità qui, no? Un pochino più anche di superiorità numerica. Ed è andata bene così, perché tu potevi anche aspettarli e ripartire, loro non ti entravano e quando tu ripartivi bene, ripartivi con questa situazione qua sempre, perché a quel punto potevi sviluppare, nel momento in cui ti prendevi la palla potevi sviluppare così, senza problemi, con i movimenti di Petagna che è stato molto attivo sul fronte d'attacco, Zielinski a legare il gioco, Demme a farsi vedere, Bakayoko a farsi vedere a turno e Demme a tutto campo ragazzi, perché Demme che io con Demme arrizzo, non c'è niente da fare, è un arrezzamento continuo con Demme, è arrivato pure al gol. Ovviamente mi piace fare un pochino i numeretti, ma veramente lasciano il tempo che trovano e la motivazione del numero. Spina salva il risultato con una parata miracolosa ed è sempre sicuro nelle uscite, nell'impostare, anche nel lancio lungo su Petagna, nuova cosa che stiamo facendo un pochino di più e un po' meglio, meno fazzoletti, un po' di fazzoletto, se non funziona la lanci, benissimo così va benissimo, li costringi a scoprirti e a fare magari prendere una seconda palla, ottimo.
ottimo. Yusai 6, si gestisce con Demme quella cosa dove abbiamo rischiato, il retropassaggio era un po' così, non riesco a dare più di 6 a Yusai. Manolas 7 meno per la questione che stava ancora parlottando e per quella smorfia quando è stato sostituito. Koulibaly 7 più perché lo ha ripreso in campo a dire oh basta calcio d'angolo, concentrati, e anche per il salvataggio. Koulibaly è stato abbastanza dominante oggi, salvataggio sulla linea. Mario Rui mezzo voto in più di Yusai perché comunque entra nel gol poi di Zielinski, quindi 6,5. Bakayoko 7,5, si guadagna il rigore, si prende anche delle responsabilità importanti, gli danno palloni molto molto rischiosi qua, ma lui si mette col corpo davanti e non ti fa passare, poi si va a prendere anche il rigore qua con molta furbizia. Demme 9, arriva al tiro, ti cambia la squadra. Io non voglio nemmeno parlare di Fabian, ma Demme deve giocare sempre. Demme e poi altri 11 senza proprio problemi. Zielinski un altro dei suoi gol straordinari dove lui danza sul pallone, non lo prendi, non sai dove andrà, non sai con quale piede tirerà, e quindi Zielinski 7, ma è anche poco. Lozano 8 perché non solo segna, non solo continua a scappare, non sono tutti potenziali cartellini gialli quelli degli avversari, è in una fase di continuità assoluta, 8 assolutamente. Insigne 9 insieme a Demme, praticamente il migliore in campo insieme a Demme, non riesco a dare la palma del migliore perché comunque fa il gol iniziale dove la sblocca, mette il rigore, gli assist sono straordinari, quello a Lozano è una giocata incredibile, prende la palla qua, se ne scarta 2, poi si ferma, si rende conto, torna indietro, li punta di nuovo e poi per il taglio per Lozano fantastico. E Petagna fatemi dare almeno 7 per i 2 assist che fa, per tutto il lavorone che fa. Se si chiamasse Petacu oppure con un altro Petaldo probabilmente tutti i giornali starebbero ad esaltarlo, ma visto che è Petagnone se ne parla poco, ma sta meritando il nostro apprezzamento continuo e continuato. Ragazzi, da New York Valerio Fluido è tutto, voi sapete cosa dovete fare, e che ne sapete voi se io oggi vado live su quell'altra piattaforma? Lo saprete solamente se siete uniti al canale Telegram che trovate sotto in basso in descrizione, e sapete bene cosa fare perché io vi voglio bene. Voi? Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi, e se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solido, non mi ricordo.